Allora, siamo qui da Giorgio Bellemo, presidente di Ascot. Giorgio, sai che hai visto che insomma come Chioggia Azzurra stiamo facendo una nostra campagna elettorale in favore dei candidati locali. Per locali intendiamo non solo quelli nati da Chioggia, ma quelli anche che operano su Chioggia, vivono su Chioggia e hanno diciamo le loro esperienze amministrative su Chioggia. Tu come ne pensi di questa nostra campagna? Ma veramente io pensavo, buongiorno, di fare un intervento sull'agenzia immobiliare del comune, cioè ci sono due agenzie immobiliari, no? Quella ufficiale e quella ufficiosa. Faccio una parentesi veloce, Andrea, perché poi leggo, no, lasciami stare più leggo la barca che non arriva alla Prodo, leggo della Turati, ora dopo dico, ma attenzione ragazzi, facciamo un attimino di calma e gesso. Fate un provvedimento di consiglio comunale in cui dite basta cementificazione in spiaggia, basta cementificazione sul parco attrezzato del lungomare, la Turati ha detto parco attrezzato del lungomare. Ed è vietato un altro utilizzo se non quello turistico. Voglio dire, mettetevi in pace, leggete le normative e leggetevi i progetti che fate. Detto questo, quindi sono preoccupato di questa cosa qua. Se questa è l'espressione dell'amministrazione è triste. Tu dici votare i candidati locali, non c'è dubbio Andrea, non c'è dubbio che noi ogni volta ci presentiamo, sesto comune del Veneto, tutte queste manfrine, e poi tu dici, ma che ne so, che rappresentanti abbiamo ai vari livelli, no? E qua a Casanasi, no? Tu hai De Poli, che è di Carmignano del Brenta, che 6 volte che tra Parlamento, senatore, quel che lei è presente, fortunatamente per lui, bravo, del suo territorio, bravo. O Corazzari che di Stienta, che è assessore regionale, no? In quota Lega, se stia a quota Lega o meno, ma è di Stienta, che invito tanti a sapere dov'è, è nell'Alto Polesine. Ovvio, Andrea, io sono d'accordissimo sul fatto, al di là di quelle che sono poi le intime posizioni ideologiche, razionali, di opportunità, se anche del territorio, ma credo che mai come oggi, come ora, il cittadino di Chioggia deve votare per un suo rappresentante in regione. Nell'augurio che ce la faccia, sono 6, 7, non so quanti siano alla fine rappresentanti di Chioggia, che come tu giustamente hai ben detto non devono essere i nativi, non è questo il punto, ma uno che comunque vive a Chioggia o comunque conosce Chioggia, le dinamiche di questa città. E quindi qual è l'appello che facciamo? Ma mi sembra un appello di buon senso, Andrea. Ognuno di noi poi deve capire, ripeto, quale candidato in cui lui si vede, si può trasportare, ti ripeto, dal punto di vista ideologico, piuttosto che razionale, piuttosto che di opportunità. Ma non c'è dubbio che vanno valorizzati i candidati locali. Sai cosa mi dà un po' fastidio Andrea? Quando comunque, ma ci sta nel gioco, arrivano candidati di altre località, vengono a Chioggia, ma vengono portati dalle realtà cittadine. Cioè non è cosa impensabile. Guarda, Capiamoci, cioè, allora, che tu venga, tu sai che ne so, non so neanche il nome in questo momento, ma proprio dire, tu sei Federico Nicali, ecco, dico una fesseria ovviamente, spero che me lo conceda, che da Belluno vieni a Chioggia a fare la ci sta benissimo, ma se Federico D'Inca, ho detto un nome butta a caso perché mi ricordo lui che è anche una brava persona, me lo porta l'Ascot, tu dici ma fammi capire, cioè, mi collego a quello che dici. Noi come Chioggia Azzurra, io personalmente mi sono rifiutato di registrare interventi di candidati esterni, me ne sono anche scusato perché e soprattutto ho rifiutato di fare pubblicità elettorale per candidati esterni. E poi Andrea, un'altra cosa, io credo anche che qualcuno deve stare attento, tutti stiamo molto attenti perché non pensiamo che i cittadini siano un po' di idioti, assolutamente no, soprattutto quelli che oggi sono più attenti forse di altri. Attenzione però a non cadere a volte in dei conflitti di partito e quindi magari cerchiamo di capire che all'interno del nostro, io sono di sinistra, cerco di votare ovviamente, chi è all'interno, perché sono partiti che hanno 2 o 3 rappresentanti di Chioggia, quale può essere quello che ha più chance E poi voglio dire una cosa che quello mi deve togliere. Quando sono venuti a casa mia, tu sai bene, nel 2015 hanno rubato, i ladri mi hanno fatto un dramma tremendo. Come devo spiegare come mai vanno gli ignoti dentro la barca, creano delle opere a favore dell'amministrazione e noi li denunciamo? Cioè, presentatevi sti ladri. Andrea, a me dovete presentarmi questi ignoti che vengono nelle case e ti fanno dei lavori meravigliosi. L'ho chiuso.